La carica dei 500. I 500 giovani vicentini che hanno risposto all'appello di Papa Francesco e quest'anno in Portogallo vivranno la 38esima giornata mondiale della gioventù. Tra gli accompagnatori anche il vescovo Giuliano, che condividerà con i ragazzi della diocesi il lungo viaggio di 2350 km in pullman da Vicenza a Lisbona. Credo sarà un'esperienza, così come si presenta e come è attesa dai giovani stessi, significativa per le relazioni che si creeranno, per le esperienze che si avranno modo di condividere e poi per l'incontro con Papa Francesco, che normalmente con i giovani ha un feeling tutto speciale. Quindi credo che queste giornate rappresentino una bella tappa di vita per tutti. Io parteciperò per la prima volta a una giornata mondiale della gioventù, non avendo mai avuto l'occasione, ma sono davvero desideroso di accompagnare i giovani, almeno quel gruppo che partirà in pullman per l'esperienza breve, che sarà davvero un'esperienza significativa. La giornata mondiale della gioventù, che quest'anno si tiene in Portogallo, a Lisbona, nella prima settimana di agosto, avrà le sue giornate clou sabato 5 e domenica 6 agosto con il Papa. I giovani avranno la possibilità di stare insieme e questo è già un di più rispetto a tante sofferenze patite con la pandemia. Lo stare insieme vuol dire creare relazioni buone, positive, e lo stare insieme sarà anche motivo per la realtà ecclesiale di un ascolto di ciò che loro desiderano, portano nel cuore e in qualche modo anche criticano della vita ecclesiale, perché noi abbiamo bisogno di un cambiamento piuttosto significativo, rendendo protagonisti i giovani nella nostra realtà ecclesiale. La percezione che spesso loro hanno è quella di una distanza tra l'istituzione e la loro vita. Vorremmo anche con questa esperienza dare la possibilità di colmare questa distanza. Normalmente Papa Francesco è un artista in questo e quindi ci aspettiamo molto.